domani ci sarebbe la laurea, ma noi la faremo anche più avanti, insomma, se magari è quello a cui pensiamo, che Filippo abbia fatto questo per laurearsi negli stessi tempi e non vederla andare via, va bene comunque, si laureerà un po' più avanti e va bene comunque. La chiave del mistero della scomparsa di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta potrebbe essere proprio quella dell'università della laurea di Giulia, prevista giovedì mattina al Dipartimento di Ingegneria di Via Gradenigo a Padova, un percorso condiviso per i due giovani, ma che proprio dopo la laurea si sarebbe potuto dividere perché a Filippo mancavano ancora un paio di esami. Le parole di Andrea Camarotta, zio di Giulia, all'uscita della caserma dei Carabinieri di Vigonovo. Basta che tornino tutti e due e faremo la festa per tutti e due allora, perché anche Filippo merita, quando sarà il momento, di fare la sua festa di laurea insieme magari a Giulia. Un punto su cui è intervenuta anche la zia Elisa Camerotta, che ha riferito che Filippo non era contento che Giulia si laureasse perché temeva che si potesse allontanare da lui. Formalmente è stato congelato in queste ore l'iter per la laurea di Giulia. La ragazza, anche se risulta ancora prima dell'elenco dei laureandi previsti nella sessione di domani mattina, non ha completato l'ultimo adempimento amministrativo, quello dell'invia dell'ultima versione della sua tesi nel sistema dell'Università di Padova. Il Dipartimento padovano è comunque disponibile a discutere una possibile riammissione all'ultimo momento, vista la circostanza eccezionale. Noi siamo fiduciosi e cerchiamo la grande punto nera, la targa a memoria ora non la ricordo, sono in confusione, e cerchiamo i ragazzi. Ecco. Crede che sia all'estero quest'auto? Non credo, no. Io non credo, però cioè, è una mia supposizione, non credo, cioè, per quanto poco insomma, saranno state allertate le frontiere, anche se non ci sono più.